In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Il risultato cambia se cambia il sistema elettorale. Il sistema elettorale può determinare il risultato e cambiare il vincitore delle elezioni. Volete la prova? Elezioni della Sardegna. Se non vi fosse stato il voto disgiunto, la Todde avrebbe perso e Truzzo avrebbe vinto. Le liste del centrodestra hanno infatti conseguito più del 48% dei voti e quelle della sinistra appena il 42%. Il sistema elettorale non è mai indifferente. Sarebbe bello, ad esempio, se archiviate le polemiche, l'Ars avesse il coraggio di eliminare contemporaneamente voti disgiunti e ballottaggi. Elezioni europee, seggi e probabili risultati. Sulla base di sondaggi e degli ultimi risultati elettorali, gli 8 seggi alle elezioni europee nella circoscrizione Sicilia-Sardegna dovrebbero essere 2 per Fratelli d'Italia, 2 per il Movimento 5 Stelle, 1 a Forza Italia, 1 alla Lega e 1 al Partito Democratico. L'8° seggio potrebbe essere conteso tra Forza Italia, Partito Democratico e un'eventuale sorpresa che alle europee non manca mai. Non si sa ancora cosa faranno Sud chiama Nord e la Democrazia Cristiana, che se andassero da soli avrebbero difficoltà certe a superare la soglia nazionale del 4%. Costruttori edili favorevoli al ponte sullo Stretto. Il ponte sullo Stretto favorirà quelle aree economiche del paese troppo lontane dai centri nevralgici. Siamo favorevoli come costruttori anche perché è una grande opera di ingegneria. Lo ha detto la presidente nazionale dell'ANCE Federica Brancaccio ieri a Palermo. Il ponte avrà un impatto forte sull'occupazione durante la costruzione, ma è importante l'impatto che dovrà avere una volta completato ed è importante che già ora si programmino tutte le infrastrutture che servono per arrivare al ponte. Agrigento, svelato il telamone del Tempio di Zeus. Dopo 20 anni di studi, ricerche e restauri, il gigante di pietra dell'antica Akragas si è rialzato. Il telamone, una delle colossali statue che sostenevano l'architrave del tempio di Zeus, l'Olimpeion, simbolo della Valle dei Templi, è stato riportato in posizione retta. Ieri la cerimonia di presentazione del telamone è ricostruito con il presidente della regione siciliana Renato Schifani e l'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. La statua, alta quasi 8 metri, è sostenuta da una struttura in acciaio di 12 metri dove sono collocati i pezzi del monumento riassemblato. Allarme e ritiro arance tunisine in Francia. Il presidente del Consorzio di tutela arancia rossa di Sicilia IGP, Gerardo Diana, ha lanciato l'allarme sul ritiro dai supermercati francesi di arance maltesi coltivate in Tunisia per eccesso di agrofarmaci. Ribadiamo, dice Gerardo Diana, la richiesta di controlli ancora più severi sulle importazioni di agrumi extra UE e l'introduzione di norme che pretendano il rispetto delle stesse regole alle quali sottostanno i produttori dei paesi dell'Unione. Bonus caro mutui, oltre 32.000 richieste. Oltre 32.000 siciliani hanno presentato la richiesta per ottenere il bonus caro mutui voluto dalla regione siciliana, lo comunica l'assessore regionale all'economia Marco Falcone. Ieri si è concluso il bando. Un tale successo dell'iniziativa non era previsto per una norma che va incontro a tutte le famiglie che si erano trovate con un mutuo primo casa a tasso variabile che a causa dell'aumento dei tassi aveva raggiunto costi insostenibili. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.